In tanti hanno partecipato alla veglia diocesana per la vita sabato 2 febbraio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto, organizzata dal Movimento per la Vita e dalla Pastorale della Famiglia. Anche quest'anno siamo turbati da un rumore di fondo nei nostri cuori, generato da tante ferite e soprattutto da tanti rifiuti dolorosi del dono della vita. I canti del coro diretto dal maestro Pagotto e alcune testimonianze hanno accompagnato la serata di preghiera e riflessione sul tema proposto dai vescovi italiani, giovani aperti alla vita. A prendere la parola due genitori, Giorgia e Alessandro Paro di San Polo di Piave, che hanno raccontato la loro esperienza di vita con le loro 3 figlie, una delle quali affetta dalla sindrome di Down. Abbiamo presto capito che quella che ci veniva proposta era un'occasione per dire grazie al Dio della vita per i 3 meravigliosi doni che sono le nostre 3 figlie, Rosita, Cristiana ed Emma. Cristiana, la seconda, è una bambina con la sindrome di Down. La nascita di Cristiana è stata per noi veramente una sorpresa, un colpo al cuore che proprio non potevamo immaginare. Dopo una gravidanza serena, un parto cesareo d'urgenza e l'arrivo di una bambina con quei piccoli occhi a mandorla. Paura, incredulità, sensi di colpa, dubbi, rabbia, tantissime emozioni e numerose domande cui non sapevamo dare risposta. Pian piano cresceva però in noi la consapevolezza che una sola era la cosa a cui dovevamo dare risposta. Quella vita che c'era venuti a cercare bussava forte alla nostra porta e ci chiedeva di scegliere. Potevamo lasciare che tutto ciò ci passasse accanto, rimanendo nello sconforto e nella tristezza, oppure potevamo trovare la forza di vivere ogni momento nella serenità e nella fiducia che la diversità di Cristiana non fosse un limite ma una vera ricchezza. Le difficoltà ci sono e alcune volte preoccupano. Ancora oggi qualcuno, quando la vede, si lascia sfuggire un purtroppo, mi dispiace. Ma se da una parte, come ogni genitore, vorremmo che per lei non ci fossero i limiti cognitivi e motori che caratterizzano la trisomia 21, siamo pienamente coscienti che per noi non è un purtroppo, ma è un per fortuna che c'è Cristiana. Se siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di buono in noi, è merito delle nostre figlie e di Cristiana. È lei che ha cambiato in meglio la nostra vita, quella dei nostri familiari e anche quella di molti amici. Grazie alla sua disabilità, ogni giorno possiamo gustare i suoi piccoli passi in avanti, le sue importanti conquiste nell'autonomia. Ma è soprattutto dalla sua purezza che impariamo ad essere più veri e sinceri nei rapporti con gli altri, smettendola di cercare di essere sempre il primo, il più veloce, il più bravo, il più intelligente, il più furbo. Cristiana ci insegna che il nostro primo impegno è quello di dare il massimo in base alle nostre possibilità e capacità. Lei non si tira mai indietro e non ha paura di chiedere aiuto. E quella sorpresa che davvero aveva sconvolto i nostri progetti ci fa compiere oggi gesti che prima non ci sarebbero nemmeno passati per la mente. Accogliere il dono della nascita di Emma, lasciare il lavoro per intraprendere nuovi studi nell'ambito sociosanitario, progettare una sede occupazionale per le persone con la sindrome di Down.
Il fatto delle difficoltà di Cristiana ci hanno fatto capire come famiglia che non era solo a lei che dovevamo qualcosa, ma era anche a tutte quelle persone che vivono delle difficoltà, ed è per questo che noi facciamo parte dell'Associazione Italiana Persone Down Marca Trevigiana, che sono 8 anni che lavoriamo nel territorio e lavoriamo per l'autonomia di questi ragazzi, perché noi siamo convinti che anche loro qualcosa possono dare, possono fare e possono raggiungere dei livelli di autonomia chiaramente non uguali ai nostri, questo ne siamo pienamente consapevoli, però raggiungere un buon grado di autonomia. Nelle parole del vescovo Pizziolo, poi, il riferimento a chi la vita non la rispetta, praticando l'aborto e l'eutanasia. La vera giovinezza risiede e fiorisce in chi non si chiude alla vita. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono, a volte misterioso e delicato. Abbiamo sentito la commovente testimonianza di Giorgia ed Alessandro. Il dono della vita a volte è misterioso e delicato e subito non se ne capisce il senso, eppure poi si rivela proprio così. Essa è testimoniata da chi non rifiuta il suo dono, a volte misterioso e delicato, e da chi si dispone ad esserne servitore e non padrone in se stesso e negli altri. Se ci pensiamo, è ciò che ha fatto Gesù. Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per la vita di molti. Certo, di fronte a situazioni concrete, a volte difficili, addirittura drammatiche, può sembrare che il ricorso all'aborto o all'eutanasia sia il male minore, sia una soluzione di buon senso. Non tocca certo a nessuno di noi giudicare la coscienza delle persone, ma nello stesso tempo non si può fare a meno di osservare che oggettivamente con queste scelte e con queste decisioni ci si rende complici di una cultura di morte, di una cultura cioè che risolve gli oggettivi problemi che la vita incontra con scelte di morte, non con scelte di vita, cioè semplicemente eliminando il problema, che in questo caso però è un essere umano. Al termine della veglia, ai presenti è stato consegnato un simbolo, una candela e del sale, poiché il Signore, nel Vangelo, ci chiede di essere la sua luce e di essere sale, offrendo al mondo una testimonianza viva del dono della vita.